Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 4 maggio, una buona giornata di metà settimana a tutti amici dell'oroscopo. Accompagnati dalle nostre stelle, le stelle di Radio.0, andiamo a seguire le ultime novità. Iniziamo subito. Ariete, partiamo proprio da voi perché Venere nel segno farà brillare le vostre capacità creative oggi. Sarà soprattutto favorito chi opera nella sfera artistica o nel settore dello spettacolo. Grazie a Saturno poi rimarrete saldamente al comando, riuscirete così a portare avanti programmi davvero complicati come degli ottimi capitani di squadra. Toro, Giove in pesci è vostro complice oggi, continuerete a prendere sagge decisioni in campo economico che vi daranno frutti sia immediati sia futuri. Marte in sestile a Urano poi è dalla vostra parte e vi offrirà delle ottime opportunità per farvi realizzare le vostre aspirazioni, quelle nel cassetto. Gemelli, con queste configurazioni stellari, se intorno a voi tutti si sono fatti catturare da un grande attivismo, non è detto che facciate allo stesso modo, non fatevi condizionare. Siate piuttosto spontanei e trasparenti, anche se a volte vi sembra di non essere così ben compresi. Cancro, ringraziate Urano in giornata se in arrivo un regalo inatteso e anche molto gradito, perché vi aiuterà a risolvere un problema che vi farà risparmiare diverso denaro e pure tempo. Accettate l'invito e l'amicizia di persone nuove ed influenti, perché non farlo? Lasciatevi poi affascinare da nuovi ed interessanti hobby. Leone, passiamo a voi. Con Venere a favore e Saturno contrario cogliete ogni occasione per vivere al meglio con il partner. Il periodo non è tra i migliori, l'avrete già percepito, ma sarebbe bene non lamentarsi. Urano poi dall'altra parte vi è avverso. Potreste incontrare delle resistenze così alla vostra esigenza di cambiamenti e autonomia. Se lo volete, dateci dentro. Vergine, Giove, simbolo della legge, intenzionato a mettervi i bastoni tra le ruote. Attenzione, non impelagatevi in questioni legali ed evitate di firmare contratti senza riflettere o senza chiedere aiuto. Con Mercurio contrario poi meglio non parlare troppo perché nessuno potrebbe aver voglia di ascoltarvi o potrebbero rubarvi qualche idea. Bilancia, il vostro turno. Per colpa di Plutone in quadratura fate attenzione perché potreste essere coinvolti in rivalità o vicende che scombussoleranno il vostro solito e rassicurante tran tran. Darete poi del filo da torcere a un collega che in passato non è stato sincero con voi e vi ha pure ostacolati. Scorpione, Giove in trigono vi protegge. Non dovrete quindi aspettare più molto per veder realizzato un progetto professionale a cui tenete particolarmente. Con questo bell'aspetto di Giove in più in una questione legale saprete cavarvela egregiamente anche da soli. Sagittario, la Luna, Marte e Giove sono stili. Se qualcuno criticherà qualche inesattezza nell'attività che svolgete con tanta dedizione vi farete prendere subito dal nervosismo. Una proposta di lavoro poi dall'altra parte potrebbe entusiasmarvi anche se con questo Giove vi richiederebbe molta fatica. Siete pronti? Capricorno, per merito di Giove per voi in pesci in sestile a Plutone nel vostro cielo farete più attenzione alle spese di tutti i giorni in vista di un futuro acquisto costoso. Un collega su cui non avreste investito la vostra fiducia vi aiuterà invece a chiarire una faccenda che vi assilla. In questo caso viva lo spirito di squadra. Acquario, con la Luna in trigono a Saturno potrebbe chiudersi una porta in un ambito per voi interessante, ma dall'altra parte aprirsi un portone in un altro di grande successo. Una persona anziana con la sua esperienza e saggezza saprà consigliarvi per non compiere passi falsi. Voi ascoltate e prendete nota. E chiudiamo con i pesci. La giornata lunga e pesante per i vari impegni vi farà consumare molte delle vostre energie. Per fortuna saprete ricaricarvi velocemente con i vostri interessi. L'intraprendenza del partner vi stuzzicherà, ma poi preferirete far finta di non capire e cercherete di rilassarvi, dopo una giornata del genere. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, a domani ancora con tante novità. Una buona giornata a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0